Il cuore è forte qua, niente da fare. A mattina c'è un'autostrada. Da 7:30 alle 8:30 non si può neanche attraversare la strada. Già secondo incidente che succede qua in poco tempo, insomma. Un altro è successo un po' più avanti. La rabbia dei residenti di via Frassinelli. Hanno appena assistito all'ennesimo incidente in questo lungo rettilineo di Maerne di Martellago e la vittima stavolta è una ragazzina di appena 13 anni. Le sue condizioni in ospedale sono gravissime. Un dramma consumatosi in pochi istanti nel primo pomeriggio lungo una via dove si corre troppo. La ragazzina era in sella alla sua bicicletta di ritorno dalla scuola con un amichetto. Praticamente stavo accompagnando a casa mio nipote su questa ragazzina. Erano amici. Dopo praticamente a girare per ritornare a Maerne. Questo qua mio avanti è come un baeton. Un furgone condotto da un cinquantenne veneziano stava percorrendo la strada. Da una prima ricostruzione sembra che in prossimità di una curva vi fosse un veicolo che procedeva lentamente. Il furgone avrebbe tentato un sorpasso in un tratto di scarsa visibilità, trovandosi di fronte la ragazzina. Mi ho sentito praticamente un gran botto. Dopo siamo venuti fuori e abbiamo visto quello che è successo, insomma. Un lungo segno di frenata, poi il terribile impatto frontale. Dopo lo schianto la 14enne è stata catapultata sull'asfalto come un fantoccio. Residenti atterriti, subito è scattato l'allarme al SUEM. I sanitari sono giunti sul posto con la polizia locale e i carabinieri. Le condizioni gravissime della ragazza hanno reso necessario l'intervento dell'elisoccorso per un trasporto d'urgenza all'ospedale Cafoncello di Treviso, dove la prognosi è riservata. A preoccupare maggiormente la profondità del trauma cranico riportato nell'impatto. I residenti intanto chiedono provvedimenti per la pericolosità della strada. A vorrei controllarsi di più perché c'è il limite di velocità, però la gente non rispetta per niente, proprio il cuore è forte.